Signori, buongiorno, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò della gara che ho fatto ieri. Ieri si è svolta a San Stino di Livenza l'ultima tappa della Veneto Cup, quindi cross country, e come tutti i cross country in questo periodo praticamente in pianura, sono quasi tutti pianeggianti, insomma pianura non scontata però posso dire, perché era moltissimo guidata, tante curve e veramente ci saranno stati 30-40 strappi a giro su e giù per gli argini con curve chiuse. Era una gara in cui secondo me, una delle poche gare in pianura in cui stare in gruppo non era una cosa vantaggiosa, dopo vi spiego. E percorso decisamente nervoso, caratterizzato anche da sabbia il sabato. Domenica mattina il percorso avevo paura che fosse molto bagnato, devo dire, perché di notte veramente faceva tanta acqua. Il meteo metteva circa 60 mm di pioggia, 60-70 durante la notte, quindi sì, un'infinità. E mi sono svegliato la mattina con la paura di avere le gomme sbagliate, perché uso sempre i Recon Race, quindi gomme praticamente sì, da secco o terra compatta, e che per fortuna è stato proprio il terreno che abbiamo trovato. Insomma, c'era terra compatta che teneva veramente da paura, per fortuna, perché c'erano moltissime contropendenze, ma proprio su e giù dagli argini, però non giù dritto, bisognava fare tipo una diagonale e c'era sempre quel momento lì che non sai mai se tiene, non tiene, senti il manubrio davanti molto leggero. Bisogna stare delicati nella guida, e che comunque, se si riesce a guidare abbastanza bene, è un terreno che dà anche soddisfazione, diciamo, quindi ci si può divertire, però farla fuori dal vaso ci vuole veramente un secondo. Dunque si partiva e subito c'erano 3 curve belle strette, quindi nel rettilineo di partenza bisognava, secondo me, cercare di stare davanti, insomma, per evitare gli elastici subito e di prendersi troppo indietro, cosa che sinceramente, siccome soffro parecchio le partenze, non sono stato in grado di fare e mi sono trovato subito molto indietro. Però questa cosa, diciamo, che non mi ha penalizzato più di tanto, perché come vi dicevo prima non ho perso nessun trenino, nel senso sì, sono andati avanti, però non riuscendosi ad aiutare più di tanto sono anche riuscito a entrare. Infatti avevo davanti a me un ragazzo da solo e poi c'era un gruppetto di 4, e col passare dei giri, insomma, sono riuscito a piano piano rosicchiare qualche secondo fino a prendere il ragazzo, e poi siamo riusciti a rientrare su un gruppetto davanti, e che però stavo bene fino a quando cercavo di rientrare. Sì, facevo fatica, ma insomma niente di che. Quando sono rientrato e mi sono accodato al gruppo, ho cominciato a soffrire veramente tanto, perché elastici, tirare di qua, tirare di là, frenare troppo, quindi ho preferito passare davanti e dare un tirone, diciamo, a questo gruppo, che è rimasto attaccato un ragazzo solo all'ultimo giro, che poi mi ha saltato e è andato via, perché mi sono partiti i crampi a forza di rilanciare la bici. Però va bene così, dai, alla fine il risultato è stato abbastanza buono, c'era un livello incredibile perché ha vinto Filippo Fontana, quindi sì, sesto al mondiale di cross country, voglio dire, ci si può accontentare anche dell'11° posto. E niente, dai, 11° posto, 17° open, quindi sempre under più elite. Sono abbastanza contento. Sì, niente di speciale, ma abbiamo raccolto tutto quello che si poteva raccogliere. Come dicevo, la Veneto Cup è finita ieri. La classifica generale non l'ho ancora vista, quindi non so come sono messo, però sicuramente non sarà un gran risultato, perché ne ho saltate veramente tante. Ho preferito fare qualche gran fondo, qualche cross country magari che c'era in concomitanza, e quindi sì, non sarà niente di eccezionale, però comunque ci darò un'occhiata. Purtroppo
Domenica prossima sarà l'ultima gara che farò quest'anno a Legnago, un altro cross country in pianura, gara che aspetto da un po' di tempo perché ci sono stati delle cose che non mi sono piaciute l'anno scorso, non per colpa di organizzatori o altro, perché durante la prova percorso mi è scivolata la bici e ho piegato il forcellino e non ho potuto partire, quindi sì, ce l'ho ancora qua, diciamo, e quindi vado là per cercare di riscattarmi e tirare fuori il miglior risultato possibile come ogni domenica. Per il resto basta, dopo sarà finita. Mi dispiace parecchio perché con queste temperature qui, ora che ha rinfrescato un po', è la mia stagione, è il momento in cui riesco a rendere di più. Io col caldo soffro veramente tanto, crampi, prendo colpi di calore anche se mi alimento bene, se bevo tanto e tutto, quindi non ci posso fare più di tanto. Le domeniche dopo Legnago, quindi precisamente dall'8 al 23 ottobre, farò dei corsi della federazione, se tutto va bene, se l'iscrizione va a buon fine, e che sono i TI2, quindi tecnico istruttore 2, e per diventare, insomma, fare tutto un percorso per alla fine diventare un preparatore e un accompagnatore, perché voglio fare il corso anche per diventare guida cicloturistica, che secondo me è interessante. Una delle cose che secondo me è fondamentale è cercare, insomma, fare tutto il possibile per riuscire a lavorare in futuro con le proprie passioni. È una cosa che veramente ho a cuore, questa qui è un percorso che voglio fare da parecchio tempo. Pensavo di iscrivermi all'università, poi ho cambiato idea, sono andato a lavorare un periodo, poi ho smesso. Ora sto aspettando che mi diano conferma per questi corsi qui, in modo tale da, grazie a questo percorso, riuscire a fare qualcosa lavorativamente parlando che mi possa piacere, mi possa pagare, insomma. Ecco, almeno un periodo. Spero che questa cosa vada avanti il più possibile, però non ho la sfera di cristallo, quindi facciamo sempre tutto il possibile. Spero perdoniate il fatto che sono uscito un attimo dal discorso gara di ieri, ci tenevo a fare questa parentesi, e più di tanto della gara non c'è altro da dire. È stata una gara abbastanza monotona, quindi appunto non c'è molto da raccontare, tutti i trenini, avanti, indietro, salta, scatta, fai queste cose qua, e sì, ecco, è stata divertente fino a un certo punto perché poi sono stato sempre un po' da solo. Sarò strano io quando dico questa cosa ai miei amici che corrono, mi prendo parecchi insulti, ma a me queste gare qui in pianura mi piacciono veramente tanto. È chiaro che ci vuole anche la salita nelle gare, però ogni tanto cambiare tipologia di gara secondo me è molto divertente e può insegnare un po' anche come qual è il proprio terreno, insomma, qual è la propria disciplina. Queste gare qui secondo me sono abbastanza simili alle gare a circuito su strada, perché è tutto un rilancio, sei sempre a tutta, non cali mai. Sì, non hai il gruppo che ti può aiutare, però secondo me è abbastanza simile. Finito di dire cagate? In questa tipologia di gare il consiglio che posso dare, che ho capito principalmente con la mia esperienza, è che bisogna far correre la bici il più possibile, lasciarla correre in curva, rallentare meno possibile, ed è stata una delle cose che a mio avviso mi ha aiutato in questa gara. Raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo giovedì prossimo con il video dell'ultima gara, per fortuna o per sfortuna, e niente, dai, ci vediamo alla prossima. Ciao raga.